Un cordiale saluto gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto, siamo qui in redazione a Zoppola, sede Friuli Occidentale di friulitv.net. Partiamo con la prima edizione del nostro audio video giornale, rigorosa diretta, sono le 11:35 di oggi, mercoledì 30 giugno, apriremo chiaramente con il maltempo, ma prima chiaramente il treno degli amici silenziosi e poi la sigla. Restate con noi, tra pochissimo. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche, dunque apriamo la pagina informativa del mattino, chiaramente un'analisi del maltempo in apertura dopo la violenta grandinata che ha colpito ieri sera, poco dopo le 19:30, la provincia di Pordenone, in particolare l'area vicino alla Pedemontana, da Brugnera, come ci arrivano queste foto, da Tamai per la precisione, fino oltre il Piancavallo. Già la task force si è messa al lavoro ieri sera, queste sono le immagini giunte dalla sede della Protezione Civile di Pordenone, per cominciare anche a valutare i danni provocati dalla grandine. Ci sono stati interventi anche dei Vigili del Fuoco per problemi, in particolare nella zona di Valle Noncello, ma anche a Viano e altre zone, causa la grandine con scantinati allagati. Dicevamo soprattutto un occhio per quanto riguarda la campagna dopo la violenta grandinata, per capire insomma lo stato delle colture. Per quanto riguarda, al momento non abbiamo novità perché purtroppo si saprà oggi al massimo entro domani quali sono i risultati di questa grandinata. Intanto l'evoluzione del meteo è in movimento, queste sono immagini dell'ARPAV per quanto riguarda il radar che ha monitorato la situazione del tempo esattamente 20 minuti fa prima di andare in onda, e adesso vediamo anche quella in animazione. Come vedete siamo sempre qua nella zona del Piancavallo, dove si sta evolvendo insomma il temporale. Le previsioni meteo mettono dal pomeriggio leggero peggioramento per quanto riguarda la fascia alpina e prealpina, ma non si escludono forti temporali e raffiche di vento anche sulla costa. Noi abbiamo il privilegio di avere la skyline del Piancavallo proprio di fronte del nostro ufficio, e vi possiamo garantire che le nuvole si stanno caricando in modo particolare, in modo cioè che minacciano pioggia. E lo vedete insomma dal radar la situazione insomma in evoluzione. Al momento non si segnalano temporali o qualche intervento particolare, però la task force operativa è pronta a intervenire nel corso della giornata se richiesto. Noi ci auguriamo insomma che non accada. Adesso cambiamo argomento e parliamo di cronaca, per dire che due bulgari di 50-53 anni pregiudicati per furto, nei cui confronti erano stati emessi provvedimenti di divieto di ritorno a Trieste, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Duino perché rubavano nella pineta di Barcola, sottraendo cellulari e beni di valore ai bagnanti che si erano allontanati, lasciando incustoditi i propri zaini e borse. Avvertiti da alcuni passanti che avevano notato i due, i militari sono intervenuti immediatamente, li hanno bloccati entrambi, portati in caserma, sono stati rilevati i rispettivi precedenti e anche sulla scorta di questi arrestati. E adesso parliamo di un'iniziativa per quanto riguarda in questo caso la polizia, perché periodo estivo bisogna anche operare sul mare, perché sabato scorso nello scenografico contesto della Baia di Sistiana
ha preso il via una nuova iniziativa dedicata alla scoperta delle bellezze del territorio e dei suoi prodotti tipici. La proposta è attuata dall'Associazione Sportiva Gurmada Seiyu di Malchina in collaborazione e con il contributo del comune di Duino Aurisina e prevede la visita al castello di Duino, l'escursione sul sentiero Rilke e l'esplorazione con SUP della Baia. L'esperienza si conclude a bordo di barche a vela sulle quali è allestito un ristoro enogastronomico con la presentazione dei prodotti d'eccellenza del Carso. L'evento è stato inaugurato dal sindaco di Duino Aurisina alla presenza degli organizzatori e del personale formato ed addestrato dalla Polizia di Stato che garantisce la sicurezza dei partecipanti a bordo delle 2 moto d'acqua, come vedete nelle telefoto, e che concorre con la Capitaneria di Porto alla sicurezza a mare dei diportisti nel Golfo di Trieste. È attivo fino a settembre presso l'ufficio del Marina di Porto Piccolo l'apprezzato servizio dei controlli di frontiera per le partenze e gli arrivi dai paesi extra Schengen con il rilascio dei permessi d'espatrio per diportisti. E adesso cambiamo argomento e parliamo di occupazione nel prossimo servizio. Assessore Rosolén, dati importanti anche per quanto riguarda l'occupazione. Cosa può fare la Regione per migliorare ancora questi dati? La Regione deve trovare il modo di tenere il più possibile i lavoratori legati alle imprese all'interno della discussione sullo sblocco dei licenziamenti, deve mettere in campo politiche di formazione rispondenti alle esigenze del territorio e interventi a supporto del reddito dei lavoratori, così come peraltro previsto già dal 2009-2010. Così ha parlato l'assessore, adesso cambiamo argomento, parliamo di beneficenza, per dire che la Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia conferma la propria vicinanza al territorio con il sostegno concreto a 2 realtà di volontariato impegnate in prima linea nell'assistenza e nel supporto ai cittadini. 2 assegni da 10.000 euro ciascuno sono stati consegnati all'Associazione Sanitaria alla Salute di Lucinico e all'Associazione di Promozione Sociale Auser Insieme Bassa Friulana per far fronte all'emergenza epidemiologica determinata dal Covid. La numerosa partecipazione dei soci alla recente assemblea dell'Istituto di Credito darà quindi i suoi frutti anche nell'ambito della solidarietà, visto che il contributo straordinario di 20.000 euro è il frutto della donazione di 10 euro da parte della banca per ognuno dei partecipanti ai lavori assembleari. E adesso passiamo a un'altra notizia, ci trasferiamo a Cividale del Friuli per dire che i Longobardi oggi, 6 cividalesi leggono l'Historia Longobardorum di Paolo Diacono in alcuni luoghi simbolo di Cividale Longobarda e online sui canali social della cultura e turismo del comune di Cividale, Facebook, Instagram e YouTube, un simpatico video in cui i cividalesi di oggi leggono alcuni brani della storia dei Longobardi di ieri, un'iniziativa del comune di Cividale a conclusione della settimana di eventi dedicata ai 10 anni UNESCO per Cividale Longobarda. I bravissimi lettori sono Giuseppe Schiff, Enrico Saccavini, Alessandra Stringer, Ni Adumois, Elisa Calderini, Enrico Schiano. Luoghi emblematici che hanno fatto da palcoscenico al video sono il Tempietto Longobardo, il Museo Archeologico Nazionale, il Museo Cristiano e Tesoro del Duomo, lo studio Vellum e la zona del Pozzo di Callisto. Antonietta Baisero ha selezionato i testi e coordinato l'attività. Giovanni Cassina ha effettuato le riprese e il montaggio del video. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa per quanto riguarda l'edizione del mattino. Vediamo appuntamento più tardi con Linea Giorno, chiaramente nel corso della mattinata e del pomeriggio aggiornamenti news sul nostro sito www.friulitv.net. Cosa dirvi? Beh, visto che siamo ormai a prossimi minuti dal pranzo, buon pranzo e buona giornata a tutti e continuate a seguirci come sempre. Alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori.
Lumibir si abbina a qualsiasi palato. Lumibir è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.